Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto al titolo, in guerra ogni buco è trincea, parleremo di questa cosa qui. Ma prima di iniziare, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda e Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove al lunedì sera alle 20:30 Ildegarda e Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito in cui si parla un po' di tutto, anche di Kabbalah e di ermetismo. Chiaramente i link sono sotto qui in descrizione. Se avete problemi a entrare, chiedete pure a Milas, che è sempre gentile e ben disposta ad aiutare tutti. Se lasciate anche un super like e un bel commento nei vostri sotto la descrizione, il vostro Marietto è contento. Bene, iniziamo questa micropillola di parlare di questa guerra che noi stiamo affrontando, anche se non si vede. Il vostro Marietto ha più di 56 anni e da piccolino, verso 6-7 anni, il mio babbo vero mi disse: guarda che qui siamo in guerra. A che io guardavo in giro per le strade e vedevo che tutti stavano bene e non capivo. Il concetto poi mi è stato ribadito nei libri leggendo Osho, che diceva: non esiste la pace, esiste la preparazione alla guerra e la guerra. Questa umanità non è mai stata veramente in pace, pochi. E effettivamente poi, quando crescendo ho incontrato i cabalisti e mi ha fatto vedere il mondo venire, ho capito che in questa realtà esistono due mondi: il mondo venire, cioè quelli che chiamano quinta dimensione, la New Age, e quella realtà che noi conosciamo, misera e insomma è sempre un'arrampicata. Poi il mio babbo mi continuava a spiegare certe cose, mi cominciava a dire: guarda che in guerra il nemico principale non sono gli avversari, ma sono i propri generali, perché ci sono due tipi di generali: quelli da scartoffie, che sono quelli che tradiranno per primo, e poi ci sono quelli operativi, quelli che effettivamente sono con il popolo, cioè col popolo, con i militari che si sporcano le mani e sono in prima linea a combattere. Quindi quando si entra in guerra, i primi nemici che bisogna sempre tenere d'occhio non sono proprio quelli che sono di fronte, ma quello che c'è alle spalle, che comandano, perché sono i primi a tradire, a vendere il proprio esercito. È successo anche nel 1945, quando il glorioso popolo germanico è stato tradito da alcuni generali, e lo stesso per l'Italia. Ma questa è storia passata ed è inutile rimangarla, però è buono tenere degli esempi vivi. Poi un altro punto molto importante, appunto, è capire che esistono due tipi di militari: quelli da passacarte, quelli che corrono sempre in TV a far vedere la propria divisa, e poi ci sono veramente quelli operativi, quelli che stanno dietro le quinte, quelli che non si vedranno mai, quelli che si sporcano le mani per far vedere agli altri che questo mondo è bello e tranquillo. Invece nella realtà loro lavorano, si sacrificano per pochi spiccioli, perché è il loro karma, è il loro destino, è il loro credo. E quelle chiaramente sono quelle che stanno tenendo la barca Italia in piedi, stanno aiutando il popolo italiano a vivere una vita decente. Non li vedremo mai, scompariranno come sono nati, e però sono quelli che ci danno la possibilità a molti di credere che qui non ci sia una guerra. Alcuni esempi me li fece mio papà quando ero piccolino, mio babbo, quando avevo 6 o 7 anni, mi spiegava ad esempio che fra un po' sarebbe successo l'Igmesa, cioè quella nube che sarebbe scoppiata, cioè quella fabbrica che sarebbe scoppiata vicino a Seveso, e poi avrebbe ucciso tante persone. Lui lo sapeva 2 o 3 settimane prima, per il semplice fatto che, avendo questi doni di veggenza, vedeva come certi altri stati attaccavano l'Italia. Oppure anche il vino al metanolo. Molti di voi saranno stati ancora in forma spirituale, ma mi spiegava già il mio babbo mesi prima che sarebbe successo questa cosa, perché era un attacco di altri stati all'Italia. Quindi molte destabilizzazioni tipo Brigate Rosse e quant'altro sono stati attacchi diretti sotto falsi flag, come vengono denominate,
per destabilizzare lo stivale, ma l'Italia in quei momenti lì aveva dei validissimi militari che sotto copertura lavoravano bene e hanno sempre tenuto in piedi quella che effettivamente agli occhi di tutti è la democrazia. Quindi in guerra ogni buca è trincea. Il vostro Marietto vi ha spiegato che abbiamo il sito capitano.altervista.org dove ci sono degli ebook, dei libri, gratuiti da scaricare, e uno dei più importanti per il momento è quello dell'avvocato Cerratini, in cui ci sono dei circuiti proprio per difendere sia lo stivale a livello vibrazionale sia anche le persone e le case. E chiaramente se voi conoscete qualche personaggio delle forze dell'ordine, attivatelo per difenderlo, basta che sappiate il nome e cognome e lo attivate per fare in modo che queste persone, anche se non sapranno mai, voi le possiate difendere, perché stanno arrivando periodi importanti in cui queste persone qui dovranno prendere decisioni importanti per difendere lo stivale, e in questo momento dobbiamo essere tutti uniti, perché in guerra, come diceva il mio vecchio, ogni buco è trincea. Quindi attenzione a chi comanda ed è sempre in TV, perché quelli lì saranno sicuramente i primi che volteranno la faccia quando ci sarà da salvare il fondoschiena, e ricordatevi però che c'è sempre una parte di quello Stato militare e anche esoterico che difende l'Italia a denti stretti. Grazie cari amici per avermi ascoltato, e vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del Degano Marietto Veneziano. Alla prossima, ciao!